is in the building. Non basta uno slogan per fermare tutta questa violenza, ma è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, ha attivato un numero gratuito antiviolenza e stalking, il 1522. Se necessario, utilizziamolo. Ci sono oggi alcune iniziative. La squadra ospite, Volano, ha voluto preparare una maglietta per questa giornata che vogliamo dedicare alla violenza sulle donne e voleva consegnarla alle giocatrici di Vicenza Volley. In questo momento il capitano di Volano, Jessica De Val, la consegna al capitano di Vicenza Volley, Natascia Spinello, poi tutte le altre saranno consegnate durante il saluto di Vico. Ma prima volevamo anche ricordarvi che Vicenza Volley ha deciso di dedicare questa partita proprio alla violenza sulle donne e l'ha voluto fare a braccetto con l'associazione che a Vicenza gestisce il centro comunale antiviolenza. Abbiamo qui la presidente Maria Zatti, che salutiamo, e Natascia Spinello per Volley consegnerà a nome di Vicenza Volley, presa dalle mani del presidente della Fondazione San Bortolo, i fiori per la presidente Zatti di Donna Chiama Donna, foto di Vico. E ringraziamo ovviamente Donna Chiama Donna per tutta l'attività che svolge a Vicenza e per essere voluta essere a fianco di Vicenza Volley in questa giornata particolare. E ora torniamo al nostro protocollo di gara che ne presentiamo gli arbitri dell'incontro. Primo arbitro il signor Dennis Taucher di Trieste, secondo arbitro il signor Francesco Catanoro di Pordenone. Introduzione più lunga. Allora, introduzione un attimino muta perché oggi è una giornata importante per le donne, lo sport femminile, e quindi è stato doveroso aspettare in silenzio e lasciare parlare lo speaker per ricordare la giornata di ieri del 25 aprile, la giornata contro ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne. E anche il Volano Volley da un sacco di anni è attiva nel parlare della violenza sulle donne con il motto "schiacciamo la violenza", che ogni volta viene, diciamo,
durante le partite del volano. Amici sportivi, come sempre, buon pomeriggio, buona domenica da Lorenzo Minacapelli. Introduzione molto più diversa del solito oggi da parte mia. Siamo in diretta dal Palasport. E cominciamo con la squadra ospite. Siamo qua in diretta dal Palasport di Vicenza, ma torniamo tra poco dopo la presentazione dei due roster. In campo oggi Antea Vicenza Volley contro Rotoplas Volano Volley. E ora veniamo alla presentazione della squadra di casa con il nostro applauso Vicenza Volley. Con il numero 3, Chiara Bonusegna, Omni. Con il numero 4, Chiara Costaldi. Con il numero 10, Sofia Rogliaro. Con il numero 11, il capitano Natascia Spinello. Con il numero 14, Lidia Pirontelli. Con il numero 15, Martina Regalaro. E il nostro numero Silvia Formando. In panchina, l'allenatore Mariella Cavallaro. Il secondo, Antonio Cappellari. Il accompagnatore Paolo Poli. Allora, amici sportivi, di nuovo un buon pomeriggio da parte mia di Lorenzo Minacapelli. Ottava giornata campionato Serie B1 girone B. Rotoplas Volano Volley è ospitata dalla Antea Volley Vicenza. Antea Vicenza Volley, chiedo scusa. Qua c'è una ex di turno che ha giocato nel roster del Volano Volley nella stagione 21-22 e trattasi di Blero Natasciolli. E allora stiamo pronti. Appena fatta Natascia Spinello per Vicenza Volley verrà osservato un minuto di rumore dedicato a tutte le donne. Allora ci sarà il minuto di rumore alla fine di questo servizio. E allora non facciamo. Decidi anche voi da casa. Diamo la carica per sconfiggere questa discriminazione, questa femminile purtroppo, a questa purtroppo violenza purtroppo brutta. E quindi questo minuto di rumore che tutto il pubblico vede, il Palasport di Vicenza ci sta dando, si fa proprio sentire. E diciamo sempre, bisogna augurarsi che questa giornata venga ricordata nell'arco di tutti i 375 giorni di sole del 25 novembre. Cuore che questa escalation è qui, termina il minuto di rumore e allora si ritorna adesso in clima partita. Bene, questa battuta invece sarà l'inizio ufficiale della nostra gara. In battuta, il capitano Natascia Spinello. Natascia Spinello allora al servizio per l'Antea Vicenza Volley. Batte adesso in questo momento Emma Galbero riceve il primo servizio di partita ed Eval si prende il primo punto col money out. No, la palla è in campo invece, 1-0 per il di giornata numero 8, ricordo. Squadra sulla carta molto attrezzata, quella del Vicenza, che sta puntando alla promozione, alla Serie 2.
Lalla Bortoli al servizio. Ecco, se abbiamo parlato di Blenona Tascioli tra l'ex del Volano, possiamo dire la stessa cosa di Lalla Bortoli, che lei è stata tra le file del Vicenza nella stagione 18-19 che ha portato la società vicentina alla promozione in Serie A2. L'anno scorso vi ricordo che Vicenza era tra le file della Serie A2 ed è arrivata ovviamente, ed è purtroppo in maniera beffarda retrocessa in Serie B1, dove adesso si contenderà di nuovo uno dei posti dei protagonisti del nostro campionato. Pallonetto di Pegoraro, ci prova Giudice ad arrivarci ma non riesce ad arrivare, quindi 2-1 per Vicenza che passa al momento in vantaggio. La squadra allenata da Mariella Cavallaro. Al servizio Chiara Costagli, ha ricevuto Cesena, però c'è la free ball adesso per Vicenza che attacca con Di Gonzelli, l'attacco è out di Lidia. 2 pari il punteggio. Emma Galbero al servizio. Servizio battuto, riceve il libero Formaggio. Tentativo è out, il tentativo di Chiara Boninsegna e quindi vantaggio Volano 3-2. Pronto il servizio, battuto, la palla è out. 3-2, 3 pari, scusate adesso. Vai, in battuta per Vicenza, Martina Pegoraro. Servizio di Pegoraro su Cesena. Lalla Bortoli. E c'è l'invasione fischiata credo contro allora infatti il punteggio è sbagliato, non è invasione contro Vicenza ma è invasione contro Volano, quindi è 4-3 per Vicenza, non per Volano come dice il tabellone. Servizio di Cesena in difficoltà qua Sofia Giudice per i ball, attenzione in difficoltà la retroguardia vicentina. Lunga la palla, risolve la situazione Petrucciello che deve attaccare lei, difende Costagli e c'è il fallo, sì. Palleggio, fallo di doppia che vale il e quindi adesso siamo su 4 pari e al servizio che batte il suo servizio, riceve Costagli, il palleggio di Spinello era un po' complicato, De Vali in palleggio, lunghetta, difende Di Gonzelli, poi l'attacco tentato da Boninsegna non è andato a buon fine. Cesena murata da Roviario, però resta la metà campo vicentina. Di Gonzelli attacca, difende Lalla Bortoli, De Val e poi Lalla Bortoli in free ball, lunga Costagli, Spinello, Di Gonzelli impallonito, Petrucciello ha difeso. Al centro l'attacco per Galbero in 2 mani, difende Costagli. Dall'altra parte tentativo di Insegna e poi Di Gonzelli, De Val, Lalla Bortoli, Petrucciello murata, e c'è il punto per la Rotoblast. Bella azione in cambio. Per Volano Volley. Qua 4. Esatto, continuo a vedere. Servizio errato. 5 pari. Infatti Fabri sarà complicato guardare perché il vantaggio Vicenza, no, il vantaggio Bolzano sarà così divertente. Esatto. Allora, Lidia Di Gonzelli al servizio. E conosco molto bene personalmente questo posto che gioca a Vicenza,
anche negli anni che l'ho seguita nelle file di Sondrio, e che ho fatto anche un po' di spickeraggio nelle zone della provincia di Sondrio, quindi in zona Chiavenna, quindi ho conosciuto leader di Gonzelli e un po' tutta la squadra del V36 Plus, dove è cresciuta a livello pallavolistico, quindi è sicuramente una buona promessa della pallavolo italiana. Infatti è un opposto giovanissimo, classe 2005. 6 pari punteggio, 2 servizi out. Chiara Boninsegna, servizio battuto, riceve Chiara Sesena, Lalla Bortoli, ed è Sesena da andare all'attacco, ma c'è la difesa di Boninsegna, e al centro Boninsegna attacca ma va a stamparsi sul nastro e ritorna nella metà campo bianconera. 7-6. E ora il servizio va per il volano volley, la numero 1, Chiara Sesena. Sesena, battuto, riceve Boninsegna, Spinello, poi il tentativo in pallonetto di Roviaro e out. Roviaro out. 8-6 per il volano volley. Sesena ancora il servizio. Ecco, adesso solo accordi, aggiornano il punteggio. Servizio battuto, riceve Costagli, che va ad attaccare ed è vincente l'attacco di Costagli. 7-8. Sofia Roviario al servizio. Centrale 2005, sicuramente un organico molto giovane, schierato da Mariella Cavallaro tra le file bianconere dell'Antea. Attacco vincente di Boninsegna, scusate, Campagnolo. 9-8-7 per il volano volley. E va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Servizio battuto. Attenzione, l'attacco tentato da Boninsegna non ha avuto successo per la difesa di Carli. Ancora un'opportunità per il volano, che attacca con Galbero, ma difeso Costagli. Poi Di Gonzelli attacca, difeso ancora Petruziello. Sesena al centro con la difesa stavolta del libero. Poi tentativo provato ancora da Costagli, ma questa volta Di Gonzelli in pallonetto, difende Lalla Bortoli. Campagnolo in bugger, poi Carli Colmani out di Ale il 10-7, va in vantaggio di 3 punti da Rotoplas. C'è il time out, andiamo con gli sponsor. In diretta dal Palasport di Vicenza, siamo sul 17 a favore di Volano e Mariella Cavallaro dell'Antea. Ricordo che oggi, anche se non è la giornata mondiale, la giornata, scusate, contro ogni forma di discriminazione e anche di, stavolta l'attacco, servizio out. Giocano entrambe le squadre con una traccia di rossetto la parte bassa dell'occhio. È tipico delle giornate in cui c'è questo tipo di giornata, per ricordare tutte le donne purtroppo uccise da uomini, sono stati veramente degli animali, possiamo definire, più che dei fidanzati o delle persone normali. Allora, 9-10 punteggio al servizio Spinello per Vicenza, che batte
ha ricevuto Giudice il servizio. Galbero ha difeso questa volta Costagli. Di Gonzelli che attacca in pallonetto, ha difeso Sofia Giudice. Lalla Bortoli, Carli per Turziello. Nulla da fare per Spinello che non riesce a difendere l'attacco di Carli anche con la 11-9 Bolano, con Laura Bortoli. Va Lalla Bortoli al servizio. Ricevuto Tagli. Spinello. Di Gonzelli attacca Murata. Di Gonzelli. Però c'è la free ball per la Rotoblast. Lalla Bortoli. Carli ha difeso Boninsegna. Spinello al centro. Costagli in pallonetto. Ha difeso Carli. Poi Giudice. Poi subito Lalla Bortoli dall'altra parte. Ha ricevuto Boninsegna. Costagli attacca pallonetto. Scusate, Murata. Poi il Formaggio. Di Gonzelli Murata. Va a toccare l'altro. C'è il muro vincente di Bolano Volley. Va di nuovo sul 12-9. Lalla, servizio, Formaggio ha ricevuto, Spinello al centro. Boninsegna, questa volta l'attacco di Vincenzo Vincente. Ora siamo sul 10-12. Servizio di Costagli, ha ricevuto Sesena. Giudice. Carli, Murata, Carli ed è vincente il muro di Livia Di Gonzelli. 11-12 il punteggio. Stavolta c'è il time out per Luca Parlatini, sponsor. In diretta dall'Aren e Palasport Vicenza. Servizio di Costagli, ha ricevuto Sesena. Lalla Bortoli nella zona di Galbero, difende Formaggio anche con l'ausilio del muro. Di Gonzelli difesa Murata e invece è finito nonostante il muro nella metacampo bianco-rossa, quindi 12 pari. L'attacco di Gonzelli è vincente, quindi siamo sul 12 pari. Quindi torna la parità tra la squadra di Cavallare e quella di Parlatini nel corso di questa prima frazione di gioco. Spinello. Attacco di Boninsegna difeso da Galbero. De Vali nel ruolo di palleggiatore che prende il punto poi con Emma Galbero. Siamo sul 13-12. Emma Galbero al servizio. Battuto. Riceve Formaggio. Spinello, l'attacco di Boninsegna difeso da da Giudice, però adesso c'è ancora un'opportunità per Boninsegna. È out l'attacco di Boninsegna. (14-12) il punteggio. Allora, intanto, visto che non li ho salutati, allora mando subito un saluto al mio compagno di viaggio che oggi è da solo, possiamo dire così, Mando un saluto invece ad Andrea Zeni che oggi non è qua al palazzetto a seguire la partita, ma ci sta seguendo sicuramente via etere in diretta streaming. Davvero 15-12. Dicevo che oggi il tabellino scout non ce lo fornirà lui, ma ce lo fornirà gentilmente il ragazzo dell'Anteavolli Vicenza, che ringrazio da subito. E
servizio di Galbero battuto. Di Gonzelli, murata di Gonzelli. Va sul 16-12 la formazione di Luca Parlattini. E credo che Cavallaro andrà col time out. Infatti chiamato sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport di Vicenza, 16-12, Emma Galbero, servizio battuto. Cambio di 5 tra me e lo scoutman del Vicenza per evitare che la palla andasse a colpire qualcosa di prezioso che abbiamo qua nella nostra postazione. Vabbè, saluto Emanuele Ioratti, uno dei ragazzi che cura la logistica dell'Arena Biancorossa, e anche Jacopo Malchiorri, il nostro social media manager, che per oggi non sarà qua a fornire il suo materiale di Reels, però con la prossima partita in casa operativi al 100%. Allora, 17-13 punteggio, fatto anche questo. Andiamo al servizio. Jessica De Val, servizio battuto, riceve Costagli, lunga la palla, e Campagnolo si prende comunque un punto in maniera un pochettino comica. 17 a che il cambio, esce Lidia Di Gonzelli ed entra Blerona Tasciolli, eccola l'ex di turno. E parte anche l'applauso da parte dei tifosi biancorossi, perché ovviamente ha avuto un passato di una stagione comunque tra le finali del Volano Volley, se la ricordano tutti bene. De Val, servizio battuto, riceve Costagli, lunga la palla e poi attacca subito Roviaro si prende il 18 in battuta Blerona Tasciolli. E va proprio al servizio Blerona Tasciolli. Vediamo Black cosa combina. Al servizio, prende il posto e vai al primo servizio da quando è entrata, quindi prima azione, primo errore. 14-19, c'è ancora un cambio del Volano, invece esce Carlotta Petrusiello ed entra Martina Bortolotti, quindi cambio opposto per palleggiatore per questo turno al servizio. Tira servizio battuto su Formaggio al centro, Roviario, subito Roviario. Bell'attacco di Roviario, vale il 20° punto per la Antea. E allora rientra in campo Carli per Martina. Rientra il numero 13 Petruziello per il numero 7 Bocca. E adesso Boninsegna al servizio, la schiacciatrice 1999. Servizio battuto, riceve Sedeno. Lalla Bortola al centro, Emma Galbero attacca e c'è l'invasione di fallo in linea da parte di Emma Galbero. 16-19. Pronto al servizio ancora Boninsegna. Servizio battuto, riceve Sedeno ed è lunga, arriva lei. 17-19, pronto un cambio. Sedena lascia il posto a Emma Mandò.
Insegna. Servizio battuto. Stavolta su Galbero. Lalla Bortoli. Mandò pallonetto. Mando. 20-17. Porta a quota 20 la Rotoplas. Servizio battuto su Costagli. Attacco vincente di Roviaro, scusate. Allora 18-20, Roviaro, che al momento è la giocatrice al momento migliore del lato Vicenza. Pallonetto di Carli, Spinello, Lerona a due mani, c'è la free ball, Lalla Bortoli e Galbero. 21-18. Benedetta Campagnolo al servizio. Al servizio Campagnolo. 21-18 il punteggio. Servizio battuto in questo momento. Boninsegna, Spinello, Lerona Tasciolli e si iscrive al secondo. Ma c'era anche l'invasione sotto rete della Rotoplas, quindi comunque il punto, anche se fosse stato out, se fosse stato senza tocco, comunque sarebbe stato comunque di pronta. Spinello al servizio, riceve Mandò, Lalla Bortoli e Galbero. Galbero 22-19. Citato dallo speaker l'ex di turno, ha detto della Vicenza, Lalla Bortoli va al servizio. Battuto, riceve Boninsegna, Spinello, Pegoraro 20-22. Pronto al servizio, Costagli, battuto, riceve Mandò, Lalla Bortoli, Galbero, alla buona, Lalla Bortoli, Galbero 23-20. Ho letto adesso sul commento YouTube la nostro libero che l'aspettiamo, Elena Piero Bon. E Galbero servizio ace! Galbero 24-20. Servizio di Galbero, attenzione, 25-20, si chiude così il primo set a favore del Volano Volley. Allora prendiamoci una pausa e torniamo per l'inizio del secondo.
dal Palasport di Vicenza. È finita 1-0 il primo set di partita a favore del Volano Volley. Lala Bortoli al servizio per dare il via al secondo set. Servizio battuto. Pinello. Di Mondelli, attacco vincente. Vale l'1-0 per la formazione di Mariella Cavallaro. Servizio va Costagli, il servizio è out. Mutami un attimo. Ecco, scusate un attimo di inconveniente. Allora, 2-1 il punteggio, attacco out del Volano che ha permesso a Vicenza di riportarsi sul 2-1. Al servizio Martina Pegoraro per le bianconere. Servizio battuto, riceve Campagnolo, Lalla Bortoli, subito a Deval, riesce alla difesa di Vicenza che però deve concedere una free ball con Di Gonzelli. Deval, Lalla Bortoli, ancora Deval attacca e ancora Volano con Carli che attacca subito senza aspettare l'effettiva mossa di free ball. 2 pari. Jessica Deval al servizio. Servizio ha ricevuto Boninsegna, però c'è la free ball concessa da Formaggio. Petruzziello, Lalla Bortoli. Attenzione, Formaggio dei Gonzelli. E c'è il trucco. Lidia Di Gonzelli al servizio. Lidia, battuto. Out. Servizio di Lidia, sì, 3 pari. Allora Carli al servizio. Carli. 4 pari. Servizio di battuto da Vinizio. Oddio, scusate, non ho letto bene il numero, mi sa. L'attacco di Boninsegna, però c'è Lalla Bortoli.
mandò, ha difeso Formaggio, Spinello e c'è c'è la doppia. Quindi torna in vantaggio Volano. C'è al servizio ora per Vicenza Sofia Roviaro. Servizio su Volano, Galbero, opla la Petruzziello, Galbero che attacca, attacco è out. 6-5. Sofia Roviaro. Attenzione, 2 sulla palla. Attenzione, Costa. Luca Parlatini, sponsor. Al 5 al servizio ancora Sofia Roviaro, parato completamente in rete, ma rete bassa. 6-7. Brutto servizio questa volta per la giovanissima centrale. Benedetta Campagnolo al servizio. Servizio battuto, Capo e out. 8-6. Al servizio Natascia Spinello. Servizio battuto su Galbero. La Labortoli al centro. Carli ha difeso proprio Spinello. Formaggio di Gonzelli in pallonetto, ha difeso Sofia Giudice. Petruzziello attacca. Buona la difesa ancora di Vicenza che la manda dal lato di Gonzelli ancora. Stavolta la deviazione di Galbero finisce la palla al centro dove non ci sono maglie bianco-rosse. Siamo sul 9-6. Servizio battuto su Galbero, palla lunga, c'è la murata di Dalla Bortoli. 7-9. Bortoli del servizio battuto. Ricevuto Costagli, tentativo d'attacco curato da Deval. Monster block, monster block, monster block, monster block. Alalla al servizio, ancora lei sul 9-8. Servizio questa volta che va a 10-8.
il servizio. Costagli riceve Giudice. Carli. È out. 11-8. Per servizio. Ora Costagli. Stavolta è Galbero a ricevere il servizio, che va anche ad attaccare, ma c'è la difesa di Gonzelli dopo il peso di, anzi, la bomba disinnescata da la Bortoli. Attacco, out, l'attacco, sì. C'è un cambio, eccolo qui. Emma Mandò lascia il posto a Chiara Sedena. Esce dal numero 4 Emma Mandò e entra il numero 1 Chiara Sedena. In battuta Elena Galbero. Galbero, servizio battuto su Costagli. Di Gonzelli attacco, questa volta l'attacco di Lidia vincente. In battuta Martina Regolaro. U19, si separano 3 punti tra le due formazioni. Servizio di Pegorare, out. 10-12. Torna al servizio la Rotterdam con Jessica De Valle, la nostra capitana. Tutto Costagli. Attacco vincente di Bonetti. Va il punto del 13-10. In battuta Lidia Di Gonzelli. Servizio di Lidia Di Gonzelli su Sofia Giudice, che ha ricevuto il servizio. La Labortoli subito, Campagnolo ha difeso Lidia, scusate, non Lidia, sì, Lidia Di Gonzelli aveva difeso, scusate. Sedena attacca con l'ausilio del muro, ha difeso Formaggio. Spinello, e poi l'attacco di fa un bel pallonetto Lidia, porta la squadra di Vicenza su 14-10, più 4 adesso, e secondo time out per Luca, sponsor. Entra in campo il punteggio 14 Vicenza, 10 Volano, di partita, entra di nuovo in diretta dal Palasport di Vicenza. Siamo sul 14-10 a favore di Vicenza. Tutto su Galbero. Alla Bortoli. Carlotta Petrucciello, stavolta l'attacco vincente di Carli. 11-14. Attacco murato di Bonetti, murato. 12-14.
Lidia in free ball con i pugni, con insegna ricevuto e va anche ad attaccare, si prende il punto Lidia e 14 c'è il cambio, esce Chiara Boninsegna. Chiara Boninsegna entra con il numero 6 Adriana Simsi. Ed entra Adriana Simsi, il numero 6. Carlotta Petrucciello al servizio, battuto, ricevuto Costagli, tentativo di Roviaro, non è andato a buon fine. Carli ha difeso, ma la palla è forse lunga. C'è l'invasione contro Vicenza, sì. Quindi è 14 pari. Si è fatto il silenzio. Aggancio Volano. Tutte le giocatrici non nessuna si è fatta male, per fortuna, perché era piombato un silenzio di tomba. Devi 14 pari. Truziello, ancora lei, battuto, bello questo servizio, difficoltà. Attenzione, Cesena che attacca, c'è l'invasione di Cesena. Sarà un attimino da sfruttare meglio questa opportunità, peccato. 15 a 14. Abbiamo di nuovo in vantaggio Vicenza al servizio. Va, se ho visto bene, Adriana Simsi, forse. Cesena di Gonzelli. Mani. E invasione. Vicenza. E Adriana Simsi comunque era al servizio, quindi ritorna al servizio. Truziello a due mani, quasi a concedere una free ball, che poi trasforma Vicenza in questo attacco. 17 a 14. Peccato, dopo aver praticamente recuperato tutti i punti di ritardo, adesso siamo tornati ad avere 3 lunghezze di distanza. Adriana Simsi riceve Cesena, ma è lunga la palla, c'è la free ball per Vicenza, che perché c'è stata prima la murata e adesso c'è la free ball dalla Bortoli. Chiara Cesena, formaggio, e poi dall'altra parte in free ball Costagli, Campagnolo, murata Campagnolo. 18 a 14. Ancora Adriana Simsi al servizio. Magalvero questa volta ha ricevuto la Bortoli e Campagnolo prende l'asta, quindi un altro punto per Vicenza. Break pesante questa volta per Vicenza, che sta riprendendo largo distacco. Ovviamente Luca in gioco. Adriana Simsi al servizio, ancora lei. 5 adesso punti di distacco. Riceve Cesena, forse della palla andava out. Attacca Cesena e si prende il punto. Chiara Cesena, 15 e 19. 19 era 15 Volano, 15 Vicenza, 19. Il battuto per Volano, Chiara Cesena. Al servizio un'azione di Luca Parlatini. Vediamo il servizio. Tutto. Riceve Costagli. Di Gonzelli, attacca con l'ausilio del net, ma ha difeso Giudice. Garbero. Poi ha difeso Simsi. Costagli. Attacco out di Costagli. Ancora
Servizio battuto. Riceve Formaggio, forse un po' lunga Galbero. E c'è il punto vincente di 20-16. Entra Valeria Bauce per Sofia Roviano e la subito in battuta Valeria Bauce. Allora è stato un cambio. Sofia Roviario ha lasciato il posto a Valeria Bauce, numero 2. Bello il servizio su Sedena. Lalla da subito dall'altra parte e c'è il punto vincente di Costagli. 21-16, loro hanno 5 punti di distanza. In battuta per Vincenzo Brodi. Scusate un attimo, telefono, scusate. 22-17 punteggio al servizio Benedetta Campagnolo per la Rotclass. Batte il servizio. Attacco murato di 18-22. Brava Campagnolo a difendere, Cesena a difendere l'attacco, però c'è adesso una free ball per le bianconere e c'è il punto. Martina Pegoraro. Diciamo 23-18. Lascia Spinello al servizio. Battuto? Lalla Bortoli. Scusate, Magalvero. Lalla Bortoli. Murata De Val. A Costagli. Nulla da dire. In questo secondo set Vicente è venuta fuori bene dalla. Ha sempre condotto il parziale. Nulla da dire qui. Bel secondo set giocato da Vicenza, che però adesso potrebbe chiudere, ma al momento Sedena glielo impedisce. Lalla scusate, Carli, Lidia, ed è vincente il punto di Lidia. 25-18. Andiamo subito con gli sponsor, torniamo per l'inizio del terzo set.
il capitano Natascia Spinello che va in battuta per Vincenza Moli. Nuovo in diretta, Spinello al servizio. E arriva. Ancora Spinello, questa volta Galvero riceve bene il servizio. Attacca Galvero ed è vincente l'attacco, 1 pari. No, allora di nuovo in diretta. Qui adesso cerco di essere anche io un po' più operativo. Allora 25-20 il primo, 18-20, scusate, 20-25 il primo, 25-18 il secondo. Servizio è in campo. Sì, 2-1. Chiara Costaglia al servizio. Riceve il giudice. Lalla Bortoli. Emma Galvero. 2 pari, Emma Galvero. Ora l'attacco. Galvero al servizio, buono il servizio a baciare il net. Pecoraro. Petrucciello dall'altra parte. Formaggio. Spinelli. E giù l'attacco. 3-2. Pecoraro al servizio per ricevere l'ultimo punto. Battuto. Riceve Sedena. Sedena attacca. Difeso Pecoraro. Subito Spinello dall'altra parte. Carli attacco con mani out. Niente da fare per buon segno. 3 pari. Jessica, battuto su Costagli. Tentativo d'attacco. Lidia, servizio battuto, riceve Sofia Giudice, alla Bortoli, Sedena murata, cioè, ha difeso Galvero, ancora Sedena, e 4-3, era 4-3 e siamo 4 pari. Carli servizio. Spinello ma non è riuscito l'attacco. E invece a Galvero. Sì, 5 pari. 5-4, scusate. Devo dormire un po' di più. Chiedo. Carli a servizio. E c'è il punto. Pronta al servizio Chiara Moninsegna. Batte.
Ha ricevuto Giudice, lunga forse la Bortoli. Spinello al centro, Boni insegna. C'è out, servizio out. La numero 1, Chiara Sedena, in battuta per Polano. Chiara Sedena al servizio. Chiara Sedena, battuto. Ricevuto Formaggio, Spinello. Attenzione, Spinello ancora. Tentativo di Postagli, non è andato a buon fine, ma neanche. E invece quello di Campagnolo, sì, 7-6. Formaggio ha ricevuto. Postagli, pallonetto difeso quello del muro. Formaggio di Gonzelli, Sofia Giudice dalla parte opposta. Carli ha difeso di Gonzelli. Boni insegna Carli. Galbero, Emma Galbero, mani out che non trova. 7 pari. In battuta. Verifica delle posizioni di campo chiesta da Vicenza. Al servizio. Chiaro. E 8-7. Roviario, Giudice, lunga forse, infatti dipende a Pecoraro a prendersi il 9 punto. 9-7. C'è il time out per Luca Parlattini, sponsor. Le squadre entrano in campo con Vicenza Bolli alla battuta con Roviario sul punteggio di 9-7. Di nuovo in diretta dal Palasport di Vicenza. 9-7. Chiara Zidane ha lasciato il posto a Emma Mandò. Chiaro, altro hit a 7. Ancora Roviario, Piaro, dopo questa volta ha ricevuto l'ala Bortoli.
8-10, Campagnolo ha servito. Vicenza, Murata, Vicenza questa volta di Gonzelli, adesso prova ad attaccare. Passa l'attacco ma non il punto perché è stato difeso da Mandò. Formaggio dall'altra parte, attacca Costagli che passa in mezzo al numero 11-8. Vicenza sull'11-8 Tascio Spinello, servizio, dice Galbero, ma la palla è lunga. Pecoraro, Spinello, Pecora arriva in una zona con altre maglie bianco-rosse, quindi 12-8. Adesso sono 4 le minuti di distanza. È attrezzata per la Serie 2, quindi non c'è neanche da meravigliarsi se inizia dopo un attimino di inizio a diesel a macinare il gioco. Spinello, servizio, De Vallo, Lolla Bortoli al centro, Emma Galbero ha difeso Formaggio. Vedete il centro. De Val lascia il posto a Greta Job. La porta di Petruziello. Giudice bel salvataggio di centro, Mandò, bel salto di Polizia di Gonzelli, Murata da Galbero. Alla porta del servizio 13-9. Servizio sul formaggio, Spinello di Gonzelli attacca, linea di Gonzelli 14-9. Stagli su Galbero per la Bortoli, in auto di Petruziello 14-10. Pecoraro, una parte di Volano adesso la palla, sì, Lalla Bortoli, Petruziello di Gonzelli, Pecoraro, Costagli, Fribol. Petruziello, Lalla Bortoli, Galbero scusate, Petruziello con l'attacco, 15-10. Servizio, Mandò alla Bortoli, Campagnolo, palla in campo, 15-15. Jessica De Valle rientra al posto di Greta Job e quindi va alla servizio battuto di Gonzelli, Mani, out, sì, confermato dal primo arbitro di signor Dennis Taucher di Trieste.
secondo arbitro è il signor Francesco Cadamuro della sezione di Gonzelli al servizio, mandò, c'è la free ball e poi Sofia Roviaro, quindi lei l'MVP di questa giornata. Donzelli al servizio, 17-11. Tutto. Carli spatta il suo attacco, 12-17. Costagli, attacco di Roviario e out l'attacco, sì, 13-17. E time out sponsor. Di nuovo in diretta là al servizio Carlotta Petruziello. Attacco di... non è andato a buon fine. Galbero, Lalla Bortoli. Benedetta Campagnolo, fatto. Costagli, attacco di Bonitegni, Sedena, Chiara Sedena, 15-17. Carli, ricevuto Formaggio di Gonzelli. Torti 16-17, quindi -1. Tornano, si è avvicinato alla Rotoblas in questo turno di battuta di Carli. Servizio ancora battuto sul Formaggio. Pallonetto difeso da Sedena, Lalla Bortoli verso il centro, Carli con lo ziglio del... c'è fallo del secondo arbitro, che ha visto giustamente che ha pestato la linea. Calvero ha ricevuto Lalla Bortoli, Sedena attacca, attacco è out e andiamo sul 19-16. Time out per Luca Parlatini, sponsor.
Di nuovo in diretta dalla Palasport di Vicenza, 19-16 il punteggio. Bonitegna al servizio, riceve Cesena, Lala Bortoli, attacco vincente, no, out, ah no, fallo di seconda linea, è già il secondo che ci hanno fischiato nell'arco di 3 azioni. Peccato, 20-16. Dopo il di prima, adesso un pallonetto che ganna la retroguardia biancorossa. Ancora Bonitegna, stavolta il giudice evita il terzo pallonetto, altro out. Di 3-16, Vicenza ormai prende il largo. Ora adesso hanno fatto loro il break che con tanta fatica sono rifatti loro e adesso si allungano le distanze. Cesena, Ferro, segnala Pinello, attacco, contatto, 3. Chiara Cesena al servizio. Da Cesena, servizio battuto, riceve lunga la palla, Galvero, niente da fare perché c'è la difesa di Formaggio, pallonetto di Costagli che però anche loro trovano la difesa biancorosa. Cardi completamente out. 24-17, adesso c'è il 2-1. Esce Sofia Robiario, entra Valeria Bauce. Va proprio Bauce, servizio. Davvero palla in campo. 24-18 adesso. Servizio out, 25-18. Andiamo subito con gli sponsor e torniamo per l'inizio del quarto set.
2-1 il punteggio a favore di Vicenza e mi sa di questa ottava giornata dedicata ovviamente alle donne, perché ieri si è celebrata la violenza e ogni discriminazione contro le donne. 1-0 il punteggio per il Volano. Il secondo e il terzo set con lo stesso punteggio 25-18 e ha vinto il primo per 20-25. quindi se al decisivo tie break, in caso contrario Vicenza si porta a casa l'intera partita in palla. Servizio di Costagli alla Bortoli. Galvero vincente l'attacco 2-1. Galvero al servizio, ricevuto Costagli di Gonzelli, attacco vincente di Lidia di Gonzelli. Riceve Lalla Bortoli, Petrucciella ha difeso Costagli, di Gonzelli attacca dal vantaggio, salvataggio miracoloso di Sofia Giudice che però non è servito. È il punto vincente di Lidia di Gonzelli. Saluto anche la mamma che sta seguendo ovviamente sul nostro canale YouTube, figlia Lidia. Un saluto. Da cercare, diciamo dalla lontana sotto, segue la figlia via Etere. Grottiello, mani. Cadeval al servizio, Cadeval, servizio battuto con l'ausilio del net, ha ricevuto Boninsegna e poi si concretizza portata 4-3 per Rano. Ancora invasione contro Vicenza, sì, esatto. 5-3 per Pinello. Curata Lidia di Gonzelli. 6-3 del Volano. Time out Vicenza sponsor.
Nuovo in diretta, ecco, aggiornato il punteggio 6-3. Nuovo in diretta dal Pala Sport di Vicenza, 6-3 il punteggio a favore di Volano. De Vala al servizio. Spinello. Murata. La Politegna, ma del 4-6. E sul 4-6 Galvero, Lala Bortoli, Dena, Tacco è out. 5-3. Lidia di Gonzalez al servizio, vediamo sul turno di battuta che batte adesso con l'ausilio del netta ha ricevuto Galvero. Petruzziello di Gonzelli, 7-5. Al servizio va Carlotta Petruzziello. Servizio e Carlotta, Formaggio, Spinello, subito l'attacco tentato ma c'è la difesa di Giudice. Petruzziello, Carlo. Ricevuto Costagli, attacco out. Spira a me Fabrizio ma è passato in mezzo. 10-5. Carlotta Petru Carli al servizio. Forse stavolta questo sarà out netto, ma io posso dirvi, non so se dalla telecamera voi l'avete notato, ma io che avevo l'occhio proprio davanti alla riga era nettamente out. È out questa, ok? Allora 11 a 7. Gara Sedena. Sedena, servizio battuto. Formaggio. Score. Dice Galvero, il pallonetto però è stato difeso da Costagli. Giudice, Carli attacca ma c'è la difesa di Vicenza. C'è fallo. La doppia 12-7.
Campagnolo, no. Rischio out. Servizio out di Roviaro. 13-8. Detta Campagnolo al servizio. Servizio su Bonifigio. Attenzione. Formaggio. Costagli. Punto vincente. Spinello, Petruzziello, mani out per non c'è, infatti tocca solo la rete. 10-13. Servizio chiude Valla alla Bortoli. Vero, ora la difesa di Formaggio, ma aiuto. Era riuscito a dare dall'altra parte, però tentativo di difesa di impegno. Di Lalo Bortoli, riceve il Formaggio, Spinello al centro, attacco è a 10. Lala Bortoli al servizio. Pallonetto di Costagli, non è andata a buon fine. Emma Galvero. Alla Bortoli, via giudice. Piello, difendo questa volta Spinello. Tentativo di Costagli. Giudice anche col tema al Muratta. Servizio di Costagli. Galvero out. 12-15. Il time out di Luca. Di nuovo in diretta dal Palasport di Vicenza nel corso del quarto set, che è già decisivo. È finita la partita perché con Vicenza vincitrice di questo set la partita si concluderebbe, altrimenti in caso di vittoria del Volano si andrà al decisivo tie break. Le mani per il momento
Calvero, servizio battuto. Di Gonzelli ha tentato l'attacco, è stato difeso. Carli non può tentare l'attacco perché era troppo difficile. Di Gonzelli, linea di Gonzelli, 16. Oh, mamma mia, che brutto impianto audio. Martina Pegoraro in battuta, servizio che si spegne in rete. 17-13. La battuta del capitano Jessica. Servizio di Gomal, battuto. Oh. Lo ci prova e fa bene Calvero. Inizio. Ancora Jessi al servizio. Ricevuto formaggio Spinello di Gonzelli, murata di Gonzelli, però c'è Gonzelli, Calvero, chiamano il tocco che c'è, chiamano il tocco che c'è, infatti c'è il tocco confermato anche dal primo arbitro. 19-13. È pronta ad entrare per Lidia di Gonzelli. Ancora Jessi al servizio. Battuto. Riceve Boninsegna. Finendo di Volano. Formaggio. Blerona servizio battuto Galvero. L'avevo vista subito che era brutta questa. 15-19. Totti Luca chiama il time out adesso. Lo chiama adesso Pozzo. Nuovo in diretta Palasport di Vicenza, 15-19. Prepara Blerona Tasciolli al servizio. A 15. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio battuto. Riceve formaggio Spinello. Lato Blerona Tasciolli e vincente l'attacco di Blero.
Chiaramone insegna al servizio. Nel lato Cesena che attacca. La palla è in campo. 21-16. Chiara Seden al servizio. Riceve Formaggio. Spinello. Attacco tentato da Scostagli ma che non gli è andato a buon fine neanche per Campagnolo. Pallonetto curato da Campagnolo. Vero controtempo, troppo difficile questa. Piello palla fuori, dall'altra parte in free ball. Tentativo il pallonetto di Boninsegna, giudice Galvero. Poi l'attacco tentato da Boninsegna, ma anche qui non è andato a buon fine. E di Emma invece 20. Ancora Sedena al servizio. Tutto. Attenzione Sedena, la Bortoli sta seduta. La palla è out. Sì. Per Sofia Roviano e subito in Valeria Bauce. Valera Bauce è entrata al posto di Sofia Roviaro. Servizio. Servizio che beffa Campagnolo. Ancora Bauce. Servizio Sedena. Difeso Boninsegna. Ancora Galvero attacca, questa volta difende ancora Boninsegna che adesso attacca il pallonetto. Giudice sembrava avercela fatta ma non. Mau i due. Bauer 23-19. Quattro punti di differenza tra Volano e Vicenza. Tie break e potete un punto. Stato Bauce ha rilasciato il posto a Sofia Roviaro, servizio battuto da Campagnolo. Spinello 20-23. Out 24-20. Adesso c'è il set ball per la Rotoblas. Set ball. Spinello, tentativo di Costagli che non è andato a buon fine e neanche
Servizio di Costagli, Sedena riceve la Bortoli, Galvero, Murata, Galvero, però è nella metà campo bianconera. Un lato altro set ball, 22-24. Tagli out, si va al tie break, 25. Sponsor subito e torniamo per l'inizio del tie break. Di nuovo in diretta per il quinto e 25, 20-25, secondo 25-18, secondo terzo 25-18, quarto 22-25. Ci siamo, è iniziato il tie break. Sicuramente il Volano uscirà dal Palasport di Vicenza con almeno un punto. Taco out, sì, confermato dal primo arbitro. 1-0 per il Volano. Monta la porta del servizio, ancora lei. Servizio su Costagli. Lerona, mani out. Quinto e decisivo set.
Secondo tie break di fila per la Rotoblas dopo quello contro Peschiera, ora contro Vicenza. Siamo abbonati al tie break, al 10° set che giochiamo nell'arco di una settimana. Andiamo a Galbero. Servizio di Galbero e arriva l'Ace! Servizio di Galbero, ancora lei. Servizio, stavolta per il rete. 2-3. Martina Pecoraro al servizio. Pecoraro, Cesena, Lalla Bortoli. Tentato l'attacco Petrucciello, ma è stato difeso da Vicenza. Niente da fare neanche per Vicenza perché c'è Galbero che ha difeso. Sedena attacca, batte in mezzo al muro e si prende il quarto punto la Rotoblas. Jessica De Valle al servizio. Battuto. Attenzione, sta Sciolli. Attenzione, c'è la free ball. Turtiello, pallonetto, formaggio difeso al centro. Costagli, Galbero, Lala Bortoli. Ed è una murata. Galbero ci mette una pezza. L'invasione contro Vicenza. Sì. 5-2. Ancora De Val. Ricevuto formaggio, Spinello. Out l'attacco. Sì, out l'attacco. 6-2. 6-2. Time out per di nuovo in diretta dal Palasport di Vicenza, lo scambio di chiacchiere nella pausa sport. Il signor regista, ovviamente tutta la diretta non sarebbe possibile senza l'attrezzatura del nostro responsabile streaming alla Merloffa, che è in tribuna dal Manford ai tifosi biancorossi. Arriva il punto di Vicenza con Roviano. Terzo punto per Vicenza. Blerona Tasciolli al servizio. Una mani out. Sette a 3. L'ausilio del net. C'è il cambio campo adesso sul punteggio di 8 a 3.
Volano è già pronto dall'altra parte. Vicenza entra adesso nella propria metà campo. Eccoci. Allora ci siamo. Fatti finale. Carli al servizio. Riceve Costagli. Spinello. Mani. Scusate, Boninsegna ha provato l'attacco ma è stato murato. Adesso c'è la free ball concessa a Tasciolli. Campagnolo, Tasciolli. Ancora i free ball. Lalla Bortoli. Magalbero. 4-8. Segna ancora lei. Servizio. Tutto. Bello il servizio di Boninsegna. Sembrava dritto per dritto, ma poi ha preso una palla a giro. Adesso dalla nostra telecamera. C'è time out per Luca Sponsor. Mi ricordo visto che è un tie break, magari ferma, che magari loro non fermano, noi vediamo. Però è diventato una roba da Vicenza. Attenzione, Lalla Bortoli. Sedena. Attenzione, c'è la free ball. Lalla Bortoli. Sedena. Mani murata, scusate. Spero. Stai 8 allora. Boninsegna ancora. Da su Giudice. Lalla Bortoli. Carli. Si è innescato Tasciolli. Boninsegna. Giudice. Lalla Bortoli. Campagnolo. Bello. Passa l'attacco. Passato l'attacco. 7-8. Break micidiale di Boninsegna. Arriva Luca a chiamare un altro time out. Pronto? Ancora diretta, Palasport di Vicenza. Sedena, Lalla Bortoli. Bruziello.
C'è il tocco a muro di... No, è in campo la palla addirittura. 9-7. Io non li reggo tutti questi set tutta la stagione, ho fatto pure i part-time break, veramente vedo. Ferroviario 8-9. Roviaro, Giudice, l'Alaborto di Galvero, Murata, Galvero. Bruciato tutto il vantaggio del Volano Volley da quando c'è stato il cambio di campo. Servizio di Roviario. Oh, attenzione, Giudice dall'altra parte. Buona insegna, però adesso Vicenza può giocarsi la palla del vantaggio che arriva. 10-9. Break micidiale di Vicenza che ci sta. Tanto coraggio. E adesso passata in vantaggio. E Luca ha già usato tutti e due i time out, quindi Luca adesso non può più fermare il gioco, c'è anche da dire questo. Roviario ancora. Servizio out, 10 pari. Pegoraro out, torna in vantaggio Volano, 11-10. Vedete Campagnolo al servizio. Campagnolo, Dio, Formaggio, Spinello. Oh, attenzione, Galvero, Boninsegna al centro, Boninsegna, Carli, Tasciolli ha difeso, Spinello dalla parte di Costalli, però non se l'è sentito ad attaccare. Galvero 10 Command out, c'è il time out sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Sport di Vicenza. Allora, 2 time out usati da Mariello. Non ci saranno più pause se non per i cambi, quindi adesso sarà una tirata. Campagnolo, Ace! Che scendeva, stavano fermo, ho detto doppio cambio, attenzione. Allora esce Spinello per Nigonzelli e Bauce per Blerona Tasciolli.
Campagnolo ancora lei al servizio, 13-10. Servizio. Segna. Deval! 14. C'è il match ball adesso per la Rotoblat. Ancora Campagnolo al servizio, match di Vicenza. Servizio che si spegne in rete. Primo match ball andato, 11-14. Tasciolli e Spinello per Di Gonzelli e Bauce, scusate. Spinello chiede, tanto Spinello chiede la rotazione. Va al servizio. Il secondo arbitro, il signor Francesco Cadamuro. Allora match ball ancora per la Rotoblat sull'11-14. Battuto il servizio. Deval. Galbero ha difeso Formaggio. Spinello. Mani a 12-14. Un altro match ball. Ancora Natascia Spinello. Spinello, servizio. Galbero, dalla Bortoli. Galbero, la difesa ancora. Attenzione, Cesena disinnesca. Carli. Ciolli, mani. Carli. Giudice. Galbero! 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 15-12 e finisce qui la Rotoblat. 3-2. È spugnato il Palasport di Vicenza. Giudica questo tie break e porta a casa 2 punti in chiave classifica. Mamma mia, che partita di sofferenza indecibile. Un'altra era e quella con crema anche. Battiamo Vicenza e andiamo a 12 punti. E adesso ci aspetta, quindi serve la vostra carica. Allora saluto Fabrizio Sama, il nostro regista, che non sta anche lui più nella pelle. Allora chiudiamo qui la nostra diretta. Tutti voi tifosi di Vicenza, tifosi di Volano presenti, da parte di Lorenzo Minacapelli di Avero Tutto. Ci vediamo sabato ore 20:30 Arena Bianca. Buona domenica a tutti e ci vediamo all'Arena Bianca.